Alberto Stefani presenta il suo programma in Consiglio regionale e annuncia misure contro la solitudine degli anziani e il disagio giovanile. Sui caregiver il neopresidente è pronto a sostenere una proposta di legge della minoranza. In Consiglio regionale restano da nominare ufficialmente capigruppo e commissioni. Ora l'approvazione del bilancio e torna il tema del fine vita. Una proposta è stata ripresentata a Zaia, pronto a votarla. Dalle prime ore di oggi sono in corso le ricerche di un uomo di 57 anni residente a Cavallino che non è più tornato a casa dopo un'uscita di pesca notturna in barca. Fiaccolata a Voe, sit-in a Torri di Quartesolo per Diana Canevarolo, la donna trovata agonizzante nel cortile della sua abitazione. Vogliamo verità, il messaggio delle due comunità, prosegue l'inchiesta. Delitto di Margherita Ceschina, la pensionata uccisa barbaramente nella sua abitazione a Conegliano. Sentenza questa mattina in corte d'assise, 2 ergastoli e 2 assoluzioni. Anche tanti agricoltori veneti a Bruxelles contro gli accordi sul Mercosur e taglia la PAC. L'intento degli agricoltori è di fare pressione sui capi di Stato europei riuniti per un vertice sul prossimo quadro finanziario pluriennale dell'Unione Europea. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione regionale dei nostri telegiornali che si apre dunque con la politica. Alberto Stefani ha presentato il suo programma in Consiglio regionale e annuncia misure contro la solitudine degli anziani e il disagio giovanile. Sui caregiver il neogovernatore si dice pronto a sostenere una proposta di legge della minoranza. Sulla sanità però le posizioni già sembrano distanti. Oggi voglio prendere una proposta di legge dell'opposizione, quella sui caregiver già presentata nella scorsa legislatura, oggi ho visto che è stata ripresentata. Io chiedo un impegno a questo Consiglio regionale partendo da quel testo base, magari proponendo qualche emendamento migliorativo, qualcosa che si può sicuramente sistemare, qualcosa che si può sicuramente migliorare, di approvarla insieme entro 6 mesi. Parte all'insegna del dialogo l'era Stefani, con il Presidente pronto a portare avanti una proposta dell'opposizione su chi quotidianamente assiste familiari e persone non autosufficienti, apertura che viene subito accolta con favore. Mi piace molto il fatto che sia stata accolta questa proposta e che su questa proposta incomincino dei lavori d'aula che cerchino di dare un assetto migliore alla tutela delle nostre persone fragili. Del resto, quella che era stata definita dallo stesso Stefani come la sfida del sociale resta la priorità assoluta della legislatura. Il programma del neogovernatore presentato in aula al Ferrofini è un continuo richiamo alle questioni delle diverse generazioni. Oltre la metà dei nuclei over 85 sono nuclei soli e l'aumento esponenziale crescerà nel corso dei prossimi anni. La solitudine è una sfida che non è più di serie C, diventa una sfida centrale nell'agenda politica della nostra regione. Inverno demografico che richiede nuovi strumenti anche di natura trasversale. Un'urbanistica sostenibile, quartieri inclusivi per le non autosufficienze, residenzialità che permettano una rete di supporto anche dal punto di vista sociale. Ma a cambiare repentinamente sono anche i più giovani, eppure qui servono nuovi strumenti di supporto a partire dai centri per l'ascolto. Oltre il 55% dei giovani d'oggi, degli adolescenti di oggi, riconosce tra i propri coetanei un disagio psicologico. Altro tema che ho voluto portare al centro nella campagna elettorale, ma che voglio soprattutto portare al centro dell'agenda politica. Il disagio giovanile è un tema da affrontare con coraggio. Giovani che poi vanno convinti a rimanere in Veneto sviluppando talenti e competenze. L'altro fronte è infatti quello della manodopera che non c'è e ancora l'autonomia che al momento va praticata puntando sulla prossimità degli assessorati. Stefani ricorda la delega per le terre alte. Ascolta l'ex fidante Manildo, pronto dice a un'opposizione di valore e mai pregiudiziale, ma ovviamente non mancano già dei distinguo. Nell'intervento del Presidente Stefani non ho sentito fortissimo il richiamo a mantenere la sanità pubblica come stella polare della politica regionale. Mi piacerebbe che questo diventasse sempre più forte. Intanto in Consiglio regionale restano da nominare ufficialmente i capigruppo e le commissioni. All'orizzonte poi l'approvazione del bilancio e torna il tema del fine vita. Una proposta è stata
ripresentata e Zaia si dice pronto a votarla. È una vecchia vicenda che noi conosciamo, una legge di iniziativa popolare, quindi è qualcosa di più di un semplice progetto di legge. Potrebbe tornare in aula qualora i consigli lo decidessero per essere trattata e quindi per tentare ancora di rivotarla. È una questione che ben conosce, quella sul fine vita Luca Zaia, e proprio da qui l'Assemblea regionale potrebbe ripartire. Era il 16 gennaio 2024 quando la proposta sostenuta dall'allora governatore naufragò al Ferrofini per un solo voto, mandando in tilt sia maggioranza che opposizione. Quasi 2 anni dopo il fronte si riapre, il disegno di legge sul suicidio medicalmente assistito per i casi irreversibili è tra i primi a essere stato ripresentato. Lo stesso Zaia, che al momento dell'insediamento come Presidente del Consiglio aveva annunciato di non voler votare singoli provvedimenti, fa intendere che i temi etici fanno storia a sé, scontato il voto a favore. Sui temi etici in generale, se arrivasse una richiesta di un progetto di legge su un tema etico va al di là delle posizioni politiche, non c'è un ordine di partito, sarebbe un guaio se ci fosse un ordine di partito. Infatti a destra e a sinistra hanno votato sì e anche no. Intanto però c'è l'ordinaria amministrazione con un bilancio tutto da approvare, prima ancora ci sono da sciogliere e formalizzare nomine di capigruppo e commissioni. Faremo un ufficio di presidenza subito dopo e programmeremo l'organizzazione dei lavori del Consiglio che vedono il Natale incombere, ma noi abbiamo necessità di portare quanto prima a svilupparsi tutta quella che è l'attività del Consiglio, specialmente per la predisposizione del bilancio di previsione. Barbisan, che guiderà il gruppo della Lega, partito che in Consiglio andrà a sdoppiarsi con una seconda formazione, la Lega Stefani, come già successo per Zaia, capogruppo in pectore in questo caso il fedelissimo del neopresidente, il veronese Matteo Pressi. In questi giorni si costituiranno i gruppi, tra oggi, domani al più tardi lunedì, poi la conferenza dei capigruppo inizierà a delineare il calendario sia dell'Aula che delle commissioni. Utilizzeremo le vacanze di Natale per far partire tutte e 6 le commissioni. Forza Italia si affiderà ad Alberto Bozza, Fratelli d'Italia a Claudio Borgia. Siamo abituati a prenderci responsabilità, a fare scelte, a prendere decisioni, quindi è ovvio che quando uno ha un ruolo così impegnativo si sente responsabilizzato. Nel centro-sinistra Rossella Cendron rappresenterà le liste civiche che si erano schierate per Manildo. Guardo soprattutto Belluno e Rovigo in particolare, allora calcherei un po' la mano sull'attenzione a chi finora si è sentito dimenticato. Non perderemo l'occasione di ribadire questo importante messaggio da questi territori. La cronaca, dalle prime ore di oggi sono in corso le ricerche di un uomo di 57 anni, residente a Cavallino, che non è più tornato a casa dopo un'uscita di pesca notturna in barca. La Capitaneria di Porto ha disposto che le ricerche non siano interrotte e proseguiranno perciò per tutta questa notte, nella speranza di ritrovare l'uomo di 57 anni residente a Cavallino Tre Porti, ancora disperso, che non ha fatto più ritorno a casa dopo essere uscito al largo per una battuta di pesca notturna a bordo della sua barca. A dare l'allarme è stato il figlio, non appena si è reso conto che il padre non era più rientrato a casa. Un pescatore esperto. Sono ore di angoscia per i familiari e gli amici in tutto il litorale, ma anche fondamentali per le ricerche. La Capitaneria di Porto, dal canto suo, ha messo in campo un imponente sistema di sicurezza con uomini e mezzi, sia di terra che di acqua, nella speranza di ritrovare l'uomo ancora vivo, ma fino ad ora le ricerche non hanno avuto alcun esito. Nelle prossime ore interverranno anche i sub e i sommozzatori della Guardia Costiera. È stato invece ritrovato il barchino dell'uomo, letteralmente rovesciato, ma senza alcun occupante a bordo, nella zona di Punta Sabbioni, poco lontano dalle barriere del Mose. Insieme alla Capitaneria di Porto sono mobilitati anche i vigili del fuoco. Anche la fitta nebbia ha reso più complicate e lunghe le ricerche, soprattutto nella mattinata, ma si continua a cercare senza alcuna interruzione.
È stato interrogato il 15enne del Coneglianese accusato di istigazione a delinquere, apologia di reato di terrorismo, nonché di autoaddestramento e addestramento con finalità di terrorismo, tutto aggravato dall'uso del mezzo telematico. Il giovane rimarrà in carcere. Il giudice del Tribunale dei minori di Venezia ha confermato la custodia cautelare. Mentre continuano le indagini della Digos di Milano e Treviso, si sta scavando nella vita del ragazzo. Studente di un liceo, nessun problema a scuola, descritto come un giovane taciturno e con pochi amici. Il 15enne, vicino agli ambienti dell'estrema destra suprematista, inneggiava la violenza con frasi di odio. Non solo, aveva anche costruito in casa armi e munizioni artigianali. Restiamo nel Trevigiano con il delitto di Margherita Ceschin, la pensionata uccisa barbaramente nella sua abitazione di Conegliano. Sentenza questa mattina in corte d'assise, 2 ergastoli e 2 assoluzioni. Ergastolo con isolamento diurno per 6 mesi per Sergio Antonio Luciano Lorenzo, 40 anni, organizzatore del delitto, e Matteo Luis Garcia detto Molongo, 31 anni, il killer che secondo l'accusa uccise la pensionata Margherita Ceschin. Un delitto brutale avvenuto la notte del 23 giugno 2023 nell'abitazione della vittima a Conegliano. Siamo parzialmente soddisfatti del fatto di essere riusciti quantomeno a escludere alcune circostanze aggravanti, e in particolare quella delle crudeltà, delle sevizie e quello delle più persone riunite. Rimane in piedi quella della premeditazione, su cui avevamo però discusso in maniera importante durante la nostra arringa. Probabilmente non siamo riusciti a convincere, anzi evidentemente non siamo riusciti a convincere l'autorità giudiziaria. Ci proveremo chiaramente in grado d'appello. Entrambi sono stati condannati al pagamento in saldo di un risarcimento nei confronti delle parti civili, che dovrà essere stabilito in un differente processo civile, ma dovranno pagare un provvisionale alle parti offese pari complessivamente a 170.000 euro. Come abbiamo affermato di fronte alla Corte d'Assise, l'unico suo punto di debolezza è stato quello, una volta capito quello che era successo, di cercare di aiutare il suo ex fidanzato, che era il padre del figlio che portava in grembo, a guadagnare la salvezza. Assolto anche Joan Maria Beltre Guzman, 43 anni, arrestato per concorso in omicidio quale intermediario, reato poi derubricato dal pubblico ministero a favoreggiamento. Secondo la Corte d'Assise ci sono gli elementi per ritenere che dopo l'omicidio avesse in qualche modo favorito quelli che sono considerati gli esecutori materiali. Daremo battaglia anche per questa fattispecie di reato molto meno grave. La cosa importante era la sua assoluzione dall'omicidio. Le indagini dei carabinieri portarono in poco tempo a chiarire il quadro di un delitto che sconvolse la Marca. Margherita Ceschin fu uccisa a casa, sorpresa sul divano, aggredita, picchiata e poi soffocata. A fare da palo fuori Joel Lorenzo, il grande accusatore, che con la sua testimonianza incastrò la banda. Il mandante di questo efferato omicidio per l'accusa fu l'ex marito della Ceschin, Enzo Lorenzon, deceduto a inizio agosto. Fu lui ad ingaggiare il comando di malviventi per far uccidere la 72enne. Subito dopo il suo decesso, nella prima udienza utile, il pubblico ministero ha chiesto che nei suoi confronti fosse pronunciata la sentenza di non doversi procedere per morte del reo, quindi è una sentenza procedimentale, quindi la Corte d'Assise ha ritenuto di non procedere oltre proprio per la morte del reo. La sentenza per l'ultimo componente della banda, Joel Lorenzo, è prevista a gennaio 2026. La morte di Diana Canevarolo, la donna trovata agonizzante nel cortile della sua abitazione, attore di Quartesolo, sit-in, a voi invece una fiaccolata per chiedere che venga fatta verità. E allora andiamo proprio a Vo dalla nostra Marta Zatta, con lei il sindaco del comune padovano. Buonasera Marta, buonasera al primo cittadino. Sì, buonasera ai nostri telespettatori. Tra pochi istanti appunto partirà proprio da qui, da Piazza della Liberazione a Vo, davanti al municipio che è alle mie spalle, una fiaccolata per mostrare vicinanza alla 49enne, la famiglia della 49enne Diana Canevarolo, morta in condizioni ancora misteriose. Intanto gli inquirenti stanno indagando per omicidio volontario. Ancora un giallo attorno a questa vicenda della donna trovata agonizzante sotto casa sua, Torre di Quartesolo, è morta 2 giorni dopo in ospedale. Nel frattempo però questa sera è il momento del ricordo, il ricordo di Diana, che proprio qui è nata. Io sono in compagnia del sindaco di Vo, Mauro dell'Università, che ringrazio di essere qui con noi. Insomma, la comunità vuole mostrare vicinanza alla famiglia. Tra l'altro sarà in teoria presente anche il fratello di Diana.
Sì, la comunità ha risposto con vicinanza a quello che è la tragedia e il dramma di una scomparsa prematura e dopo qualche giorno l'ulteriore dramma di aver appreso che la scomparsa è stata determinata da una morte violenta. Quindi il punto di partenza e di arrivo per quello che riusciamo oggi a sapere è di vicinanza a quello che rappresenta la famiglia di Diana, e questo è l'obiettivo di questa passeggiata che la famiglia ha voluto per poter ripercorrere e passare anche di fronte a quella che è stata per diversi anni la casa di Diana. Lei ha avuto modo di parlare col fratello Michele? Sì, in maniera molto veloce e succinta ci siamo confrontati per rappresentare le condoglianze che la comunità mio tramite ha rivolto a lui e anche a Katia, e quindi la vicinanza è data anche da dei contatti che ci sono stati a ridosso di quello che è stata la notizia dell'omicidio. Ecco, io ringrazio il sindaco Mauro dell'Università per essere stato con noi. So che adesso deve appunto andare perché appunto a breve inizierà la fiaccolata, questo momento di raccoglimento. Per il momento da voi è tutto, ti restituisco la linea. Grazie davvero a Marta Zatta, grazie al sindaco di Vore. Siamo nel Padovano, esplode diversi colpi dalla finestra con un'arma clandestina e i carabinieri lo rintracciano a Saonara. Armi clandestine e silenziatori nascosti in casa. È finito agli arresti domiciliari un uomo di origine cinese residente a Saonara, arrestato dai carabinieri della stazione di Legnaro al termine di un'attività di indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Padova. L'indagine è scattata dopo il rinvenimento di diverse ogive in piombo conficcate nella parete esterna di un'abitazione privata di Saonara. I successivi accertamenti hanno consentito di individuare il calibro dei proiettili e di avviare verifiche nelle armerie del territorio, che hanno portato a risalire a un uomo residente a circa 600 metri dall'abitazione colpita, il quale in passato aveva acquistato una carabina ad aria compressa di libera vendita. Considerato che l'uomo risultava titolare di porto d'armi e detentore di armi sportive regolarmente denunciate, i carabinieri hanno eseguito un controllo nella sua abitazione. All'interno di un laboratorio sono state trovate scatole vuote di armi ad aria compressa compatibili con il calibro delle ogive rinvenute. A seguito della perquisizione, l'uomo ha consegnato ai militari 2 armi custodite nel bagagliaio di un'auto parcheggiata nelle immediate vicinanze. Le armi sequestrate e sottoposte ad accertamenti tecnici sono risultate modificate e in grado di sviluppare una potenza superiore ai limiti consentiti, trasformandosi in armi comuni da sparo. Poiché non sottoposte alle verifiche del Banco Nazionale di Prova, sono state ritenute armi clandestine. Nel laboratorio è stata inoltre individuata la finestra dalla quale sarebbero stati esplosi i colpi diretti verso l'abitazione del vicino. L'uomo è stato arrestato e messo agli arresti domiciliari. Migliaia di agricoltori da tutta Europa, oltre 1000 trattori, sono arrivati a Bruxelles per protestare contro i piani dell'Unione Europea sul prossimo bilancio pluriennale sulla PAC. Numerosa la rappresentanza della Coldiretti, arrivata dal Veneto, presente anche una cinquantina di imprenditori trevigiani. Il taglio di 90 miliardi di euro alla politica agricola comune mette a rischio la sicurezza alimentare dell'Unione Europea e il futuro di milioni di agricoltori e le garanzie alla dieta di milioni di consumatori, è la denuncia della categoria. Noi siamo in chiusura, vi lascio ora la sigla e a seguire le previsioni del tempo. Grazie per essere stati con noi, buona serata.